Alleluia, Signore Gesù, vogliamo pregare a te, Signore, vogliamo lodarti, vogliamo innalzare il tuo santo nome. Signore, vogliamo riconoscere la tua bontà e la tua misericordia verso di noi, vogliamo ringraziarti, Padre. Vogliamo ringraziarti perché tu non ci tratti come meritiamo, ma tu sei pieno di compassione, tu sei pieno di misericordia, tu sei pieno di grazia. Signore, voglio lodarti, glorificare il tuo santo nome perché siamo qui nella tua presenza. E più vale un giorno nella tua casa, nella tua presenza, nei tuoi attri, che mille altrove, Signore. Io voglio lodarti per ognuno che è qui, io voglio lodarti, Signore, per i fratelli che ancora arriveranno, io voglio chiederti per quelli che non ci saranno, Signore, se è per motivo di malattia, se è per motivo di lavoro, oppure se è per una freddezza spirituale, se è per mancanza di voglia, che tu possa raggiungerli, Signore, nel nome di Gesù. Padre, io ti voglio chiedere, parla con noi ancora stamani, Signore. Parla al nostro cuore, ma non solo, Signore. Noi vogliamo darti la nostra offerta, il nostro culto, la nostra adorazione, Signore, che tu possa ricevere, che sia un profumo soave, che tu possa, Signore, essere gradito di quello che ti offriremo stamani, Signore. Non vogliamo solo portare da te un qualcosa, ma vogliamo darti, Signore, che quando canteremo, che quando pregheremo, che quando glorificheremo il tuo nome, quando alzeremo le nostre mani, Signore, tu possa essere contento con la nostra adorazione, l'adorazione che esce dal nostro cuore, la lode che esce dalla nostra anima, non solo dalla nostra bocca. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù, Padre, e ti ringrazio per ogni cosa. Amen. Alleluia. Saluto a tutti con la pace del Signore. Gloria a Dio, lodiamo quel numero 664. Numero 664. Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signor Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Qui dimentica te stesso, concentra la tua vita in Cristo. Qui dimentica te stesso, concentra la tua vita in Cristo. Qui dimentica te stesso, concentra la tua vita in Cristo Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Tutta la giustizia in Lui, sono completo solo nel Signore. Tutta la giustizia in Lui, sono completo solo nel Signore. Tutta la giustizia in Lui, sono completo solo nel Signor Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Così alziamo le nostre mani, magnificando il nome del Signore.
Così alziamo le nostre mani, magnificando il nome del Signore. Così alziamo le nostre mani, magnificando il nome del Signor Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Lodiamo quel numero 603. 603. Gesù, ti adoriamo. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi. Con la di noi t'esaltiamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei Re. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi. Con la di noi t'esaltiamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Vieni regna, Signore, su noi. Alleluia, ti glorifichiamo, Gesù. Alleluia, gloria sia data al tuo nome. Sia innalzato in mezzo a noi, Padre. Alleluia. Lodiamo 502. Sei 502. Gesù, dolce musica al mio cuore. Gesù, solo tu non cambi mai. Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. Gesù, così bello è amare te. Gesù, odi sempre il mio pregar. Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi tu. Gesù, tu
dal cielo tornerai, Gesù, la tua chiesa rapirai, Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l'eternità, sempre insieme per l'eternità. Possiamo cantare da capo tutti insieme? Gesù, dolce, lui non cambia mai, Gesù, solo tu non cambi mai, Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. Gesù, così bello è amare te, Gesù, oh di sempre il mio pregar, Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi tu, Gesù, tu dal cielo tornerai, Gesù, la tua chiesa rapirai, Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l'eternità, sempre insieme per l'eternità. Amen. Che gioia è sapere che un giorno saremo sempre insieme con Lui per l'eternità. Alleluia. Io vorrei leggere con voi un salmo di numero 103, non è la lettura ufficiale, però vorrei leggere con voi questo salmo prima che facciamo una preghiera. Alleluia. Salmo 103. Benedice anima mia l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuni dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassione. Egli sazia di bene la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno fa giustizia e difende tutti quelli che sono oppressi. Egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Egli non contende in eterno e non serba l'ira per sempre. Egli non ci tratta come meritiamo i nostri peccati e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso di quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce, e come fiori del campo. Se il vento gli passa sopra, egli non è più e il suo luogo non lo si riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura d'eternità in eternità per quelli che lo temono e la sua giustizia per i figli dei figli. Per quelli che osservano il suo patto
e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in pratica. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno domina su tutto. Benedite l'Eterno voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno voi tutti gli eserciti suoi, voi suoi ministri, che fate la sua volontà. Benedete l'Eterno voi tutte le sue opere, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici l'Eterno. Amen. Un invito a lodare il Signore per tutti i suoi benefici. Approfittiamo questo momento che siamo qui insieme, che offriamo al Signore un culto per ringraziarlo, perché appunto noi abbiamo letto, Lui non ci tratta come meritiamo per le nostre colpe. Oggi ricorderemo del suo sacrificio, ricorderemo di quello che ha fatto per noi, di come ha allontanato da noi i nostri peccati, quindi che possiamo lodare il Signore e ringraziarlo. Amen. Vi vorrei dire che oggi non abbiamo il nostro pastore. Lui è in ospedale, è stato portato in ospedale stamani. Dalle 2 aveva un dolore e alle 5 ha chiamato l'ambulanza, è stato portato. È ancora lì che sta facendo, ha cominciato ora a fargli l'esame. Pensano a un calcolo renale. Preghiamo per lui. Preghiamo per la missionaria Denisa che anche 2 giorni fa è stata in ospedale, anche tutta la notte ha passato lì in ospedale, Ennea che è anche malato, e anche il pastore Vito di Belluno che è anche malato. Quindi preghiamo per gli operai della casa del Signore, perché il combattimento viene da tutti i lati, no? Viene dappertutto. Ma qual è il nostro tema di quest'anno? La gioia del Signore è la nostra? Ma voi siete deboli oggi, non si sente nessuno. La gioia del Signore è la nostra? Amen. Continuiamo a combattere senza mollare e gioiosi, non di qualsiasi modo, ma gioiosi perché la sua gioia è la nostra forza. Amen. Quindi preghiamo per lui, per la sua salute. Lui era già messo d'accordo con il pastore Davide, Dio fa tutto per bene perché gloria a Dio, c'è il pastore Davide con noi, la missionaria Lia, gli operai anche della nostra casa ci sono, quindi siamo a posto, il Signore fa tutto per bene, l'opera non si ferma, l'opera continua, l'opera avanza, è così che dobbiamo fare, no? Quindi dobbiamo solo pregare perché lui oggi doveva andare a Verona e penso che non riuscirà, ma il nostro desiderio è che lui sia a posto, poi le altre cose il Signore farà tutto per bene il suo tempo, no? Quindi preghiamo, vorrei invitare la sorella Paola per fare la preghiera. Lei è qui ogni giovedì dalle 9 alle 11, c'è un digiuno qui, lei è la guida di questo digiuno, la missionaria Giosiani è lì a Scandici tutti i mercoledì anche dalle 9 alle 11 e ogni domenica anche facciamo questo clamore, siamo nel proposito, abbiamo fatto il proposito di risveglio e ora presentiamo al Signore tutta l'agenda, si sta avvicinando il nostro decennio, il culto di gratitudine, la conferenza missionaria. I fratelli ben sanno che noi a novembre faremo la conferenza missionaria come facciamo tutti gli anni e incluso nel programma avremo un culto di gratitudine per il decennio della missione. Scusatemi che ho detto della Chiesa, della missione. È da 10 anni che la Chiesa ha mandato il primo missionario in Italia e per noi è un momento molto importante perché inviare un missionario è un marchio per la Chiesa, è una vittoria per la Chiesa e per noi è un motivo di gratitudine per la vita sia della Chiesa, della prima famiglia missionaria,
dell'opera che continua nonostante tutte le cose, ma come ha detto il nostro anziano Marco oggi quando parlavamo dei combattimenti, lui ha detto: ricordati che la porta dell'Ades non prevalerà contro la Chiesa. È così. Noi stiamo vivendo e vedendo questo ogni anno. Quindi il Signore piace quando noi ci raduniamo per ringraziarlo. Ringraziamo perché c'è una chiesa qui, c'è una chiesa a Pisa, a Montescerboli, a Legnago, a Belluno, c'è un popolo che si raduna. Nonostante tutte le difficoltà, la chiesa continua avanzando. Questo è un motivo di gioia perché nel mondo in cui viviamo, nel contesto in cui viviamo, avere le porte aperte è un miracolo, è un miracolo, è una benedizione, una grazia di Dio. E noi non possiamo non ringraziare, la nostra bocca deve riempirsi di gratitudine. Noi dobbiamo benedirlo, dobbiamo sì offrire a Lui un culto speciale per questo miracolo, per questo favore, per questa benedizione. Quindi invito a tutti a pregare durante questo periodo per tutto quello che dovrà succedere. I combattimenti è già cominciato, non si è mai fermato, però noi viviamo ogni tema che noi mettiamo e ora noi siamo provati così e io so che noi siamo più di vincitori. Amen. L'inimico è venuto per rubare, ammazzare, distruggere, ma il Signore no, il Signore cambia tutte le cose. Quel Signore noi siamo più di vincitori. Lui non c'è potenza contro di noi, contro la nostra vita, contro la Chiesa. Quindi preghiamo per questo momento. Ci sarà il pastore Roberto, pastore Tiago, pastore Paolo, i missionari che sono in Europa verranno per stare insieme a noi, i fratelli di qui verranno, sarà una bella festa, una bella conferenza, e so che il nome del Signore sarà glorificato e anche il nemico sa. Io conto su di voi, sulle vostre preghiere. E per le donne della Chiesa c'è un altro invito. Ho messo lì sul gruppo e aspetto la vostra conferma, ok? Sia di sì o di no, ma aspetto la vostra conferma. Noi faremo un coro per cantare insieme una lode nel giorno del culto di gratitudine. Amen? Vi mando tutte le informazioni appena confermate. Domani spero di mandare tutte le informazioni sulla musica, su come faremo. Non avremo tante prove perché i nostri giorni sono così, ma l'importante è che noi saremo insieme per lodare, perché noi non possiamo restare fuori. Le donne hanno un ruolo molto importante sia nella società, nella famiglia, anche nella Chiesa. Quindi per noi è un onore avere un gruppo di donne cantando quel giorno. Amen? Così come ci saranno gli operai che lavoreranno, anche noi saremo presenti in quel giorno. Amen? Quindi preghiamo, la sorella Paola fa questo clamore. Saluto a tutti con la pace del Signore. Anche peço preghiera também per i miei fratelli che sono in ospedale, che è in ospedale, sta in UTI, fatto un intervento e prossime ore sono importantissime per sapere come sta davvero sua salute. Pregamos, Senhor, nosso Deus e Pai. Nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos pela grande oportunidade de estar aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por este momento de adoração, por este momento, Senhor, em que estamos unidos, Senhor, aqui, para adorar o teu nome, Senhor, para sentarmos à tua mesa, porque eu sei, meu Deus, que tu estás voltando, Senhor. E nós, Senhor, nesta manhã, te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade sobre nossas vidas. Te pedimos, Senhor, nesta manhã, que o milagre, Senhor, venha acontecer nas vidas daqueles que estão ali nos hospitais, na vida daqueles que estão ali nas tuas mãos, Senhor. Porque tu és médico dos médicos, Senhor. Visita o teu servo, visita meu irmão que está ali, visita a irmã Denise, visita Enéia, visita o pastor, Senhor,
ali de Beluno, Pastor Vitor, vá visitando, Senhor, cada um, meu Deus, que neste momento está enfermo, Pai. Eu creio, meu Deus, que as tuas mãos estendidas estão. E não ninguém poderá fazê-las voltar atrás, meu Deus. Eu creio, Senhor, que nesta manhã será uma manhã de vitória, de resposta, de cura, de livramento, de bênção, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, a missão aqui na Itália. Os projetos, Senhor, que estão, aleluia, na cabeça, na mente do teu servo. Porque o teu Espírito Santo, aleluia, é que nos direciona, Senhor. Que ele possa realizar, que o Senhor possa realizar todos os seus projetos aqui nesta missão. E nada, nem ninguém possa impedir, Senhor, aquilo, Senhor, que o teu servo está fazendo nesta obra, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Abre porta de salvação. Abre porta, Senhor, nesta manhã. Aleluia, de livramento. Abre porta, Senhor, nesta manhã, Senhor, de cura. Aleluia, faz milagre, Senhor, aleluia. Nós cremos que o milagre vai acontecer. Nós cremos, Senhor, na tua providência. Nós cremos, Senhor, no Deus que pode todas as coisas. Nós cremos, Senhor, no Deus de bondade, Senhor. Aleluia. Visite, Senhor, nesta manhã, meu Pai, cada coração. Visite, Senhor, repreenda, Senhor, a depressão nas mentes. E nesta manhã eu te peço, Senhor, abençoe as famílias. Aleluia, fortalece na fé, fortalece, Senhor, aleluia, na tua palavra, cada um, Senhor, aleluia, que está te servindo, aqueles que não estão, que estão afastados da tua casa, Senhor, que tu traga de volta, Senhor, que tu possa alcançar cada membro, que cada família possa dizer, Senhor, eu e minha casa te servimos, aleluia, meu Deus, que tu venha, que teu Espírito Santo venha convencer cada coração, Jesus, que tu é o nosso Deus, o nosso Senhor, aleluia, tu és o caminho, a verdade e a vida, ninguém, Senhor, vai ao Pai, senão por ti, Senhor, que esta verdade entre nos corações, que esta verdade, Senhor, chegue a cada italiano, Senhor, aqui deste lugar, cada estrangeiro, aqueles que são cegos espiritualmente, que tu venha abrir os olhos de cada um, Senhor, que tu venha, Senhor, salvar para a glória do teu nome, fica conosco, usa cada um que está aqui, Senhor, aleluia, que vai passar por este microfone, que o Senhor venha usar com poder, que o Senhor venha usar, derramar a sua unção, a unção do seu Espírito Santo sobre cada um e que principalmente, Senhor, tu venha receber o nosso culto hoje, Senhor, aleluia, como cheiro suave as tuas narinas, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Gloria a Gesù. Lodiamo, a Lui sia la gloria. Alleluia. Vorrei approfittare prima di lodare, vorrei invitare il fratello Talis a fare la preghiera per la raccolta, così offriamo al Signore, lodiamo. Subito dopo lascio la guida del culto al pastore Davide che ci trasmette la parola, poi c'è anche la Santa Cena, quindi approfittiamo per lodare anche con le nostre decime e le nostre offerte. Pace, Senhor Jesus, aqui na Tua presença, Senhor, nesta manhã, nós queremos Te agradecer pela Tua graça, Tua misericórdia. Ó Deus santo e bendito, Te apresentamos, Senhor, cada irmão, cada irmã que irá ofertar e dizimar na Tua casa. E o Senhor continue abençoando, multiplicando a cada dia, Senhor, tudo aquilo que passa pela mão dos Teus servos, Senhor. E que Tua igreja prospere mais e mais para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Alleluia. A Lui sia la gloria. Alleluia. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Cantiamo insieme ancora, perché? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Alleluia. Che profonda ricchezza è la saggezza e la scienza di Dio. Inescrutabili sono i suoi giudizi e le sue vie. Che profonda ricchezza è la saggezza e la scienza di Dio. Inescrutabili sono i suoi giudizi e le sue vie. Tu puoi lodare a Lui per chi Lui è? A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. A Lui sia la gloria. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Alleluia, che possiamo dire ogni giorno nella nostra vita: a Lui sia la gloria. Ma sono momenti difficili, a Lui sia la gloria. Ma sono momenti di malattia, ma a Lui sia la gloria. C'è momento di siccità, a Lui sia la gloria. Alleluia, perché lo diamo a Lui non per quello che Lui ci offre, ma per quello che Lui è. Alleluia, e Lui è lo stesso. Lui non cambia. Lui è lo stesso di ieri e sarà sempre.
Gloria a Dio. C'è una famiglia in mezzo a noi che ci visita. Posso sapere il vostro nome? Patrizia. Amen. Quale? Luce del mondo. Amen. Benvenuta. Ah, bello. Dio la benedica. C'è anche Fabio. Amen, amen. Gloria a Dio per la tua vita. C'è anche il bambino. Benvenuti, benvenuti tutti. È un piacere per noi avervi qui. E io vorrei invitare i bambini a andare alla classe felice. Tutti i bambini alla classe felice. Voi sapete il tema di questo mese, bambini? Bravi! Bravi! Ci sono tutti? Qual è il tema di questo mese? La luce? La luce che scaccia via ogni tenebre. Amen. Oggi, questo mese parleranno della luce che scaccia via ogni tenebre. Questo mese c'è una festa del buio, delle tenebre. Ma noi impareremo che noi siamo stati chiamati per la luce. Amen. Amen. Chi ha fatto il devozionale, lo studio a casa con la famiglia? Tutti i sabati, Adele, attenzione. Danilo, attenzione. Tutti i sabati c'è come si dice? Qui non si dice devozionale, mi sembra che qui non si usa questo. Si può usare? Allora, qui tutti i sabati noi abbiamo un devozionale da fare in famiglia. Io e la Giamilia abbiamo preparato, che anticipa un qualcosa di quello che loro impareranno nella domenica. Amen? Quindi riunitevi il sabato, almeno non ci vuole nemmeno mezz'ora per il Signore. Non ci vuole nemmeno mezz'ora per farlo. Già. Ricorda la tua mamma, va bene? Dobbiamo fare, è tanto importante quanto il compito della scuola, va bene? Preghiamo per loro perché questa parola possa penetrare nella loro mente e produrre frutto nel loro cuore. Amen? Vorrei invitare la missionaria Lia a fare questa preghiera per loro e per noi che sentiremo la parola dal pastore Davide. Pace. Amen. Signore Gesù, la tua bellezza è inestimabile, Signore. La verità della tua bellezza ancora riempie i nostri cuori di gioia. E la tua bellezza possa scendere sopra questi bambini, nella tua rivelazione, nel contenuto profondo della tua parola. Che la tua parola possa attecchire il loro cuore, produrre un frutto straordinario e nella loro tenera età possono danzare di gioia nel conoscere la verità e che sei tu, Signore, la via che sei tu. Benediciamo il tuo nome e benediciamo questi bambini nel nome di Gesù. Amen. Penso non è difficile.
Pace a tutti voi. Ovviamente la pace nel Signore, non è la pace umana, anche se dico pace io, ma in realtà è una pace che si aggancia alla pace del Signore, a ciò che Gesù, diciamo, quando incontrò i discepoli dopo la risurrezione, disse pace a voi. E la natura della pace è sempre questa: quando c'è la presenza di Dio, la presenza di Gesù, la pace è sempre assicurata, perché Gesù è pace. Amen? Amen. Era tanto che non ci vedevamo, quasi 2 mesi, siamo stati fuori per impegni familiari, impegni di altro genere, però la settimana scorsa, quando ho chiamato Victor, il pastore, ho detto domenica potremmo essere da voi a salutarvi, ma non pensavo che Victor sarebbe stato impegnato questa mattina in altri ambiti. Comunque Dio organizza le cose, fa sempre le cose perfette. Non in quel caso là, non è che se Victor è all'ospedale è una cosa perfetta, sicuramente è un'occasione anche per diciamo, curare il proprio fisico, perché noi non siamo fatti solo di spirito, siamo fatti di corpo, anima e spirito, perciò anche il corpo ha bisogno delle sue cure, delle sue attenzioni, perciò è bene non prendere in seconda considerazione questo aspetto. Io questa mattina volevo parlarvi dell'arca del patto. L'arca del patto che Mosè costruì dietro indicazioni date da Dio, e Dio gli disse: guarda Mosè, stai attento, non fare niente al di là di quello che ti è stato mostrato. Mi raccomando, sia il tabernacolo sia l'arca, attieniti alle istruzioni che io ti ho dato, e anzi attieniti a ciò che hai visto come modello sul Monte Santo. E Mosè fece questo. Mosè costruì l'arca, e l'arca del patto è una scatola, non so se sicuramente l'avete vista in qualche illustrazione, l'arca del patto che seguiva tutto il popolo di Israele dall'uscita dall'Egitto fino ad arrivare alla terra promessa, ed Dio diede delle indicazioni precise perché l'arca rappresentava, gli israeliti non lo sapevano, non lo sappiamo oggi in virtù della rivelazione che ci è stata data, l'arca rappresentava la persona magnifica di Gesù Cristo. Perciò Dio disse: mi raccomando, fai tutto ciò che ti è stato mostrato e non sviarti né a destra né a sinistra. L'arca deve essere fatta come ti ho mostrato, perché l'arca raffigurava la persona di Gesù che sarebbe stata manifestata nel tempo affinché potesse essere Lui il Salvatore del mondo e colui che perdonava tutti i peccati. E quest'arca era fatta di legno, un legno d'acacia che diciamo rappresentava la natura umana di Cristo, ed era rivestita tutta di oro, che simboleggiava la regalità di Cristo, e poi sopra l'arca era una scatola dove sopra c'era un coperchio, si chiamava propiziatorio, e questo coperchio, anche questo fatto di oro, con 2 cherubini che si guardavano l'un l'altro e che insieme guardavano il coperchio dell'arca, perché questo coperchio, che era il propiziatorio, era un elemento molto importante, perché ogni anno il sommo sacerdote, quando entrava nel posto più santo del tabernacolo, dove c'era quest'arca, lui con una bacinella piena di sangue d'agnello, spruzzava il sangue sul coperchio a simboleggiare che Dio perdonava i peccati di tutto il popolo in quell'anno. L'Apostolo Paolo agli Ebrei poi riprenderà tutta la faccenda identificando il propiziatorio come il sacrificio perfetto di Cristo, che con il suo sangue lui ha perdonato tutti i peccati. Perciò l'arca rappresentava, simboleggiava la figura di Cristo che sarebbe venuta nel tempo, negli anni passati. Ed non era solamente un elemento di simbolismo, era anche un elemento dove risiedeva la potenza di Dio, perché dentro all'arca c'erano i 10 comandamenti, c'era la verga di Aronna che era rifiorita, poi c'era qualcosa in riferimento al mangiare, e soprattutto lì c'era la presenza di Dio. E quando Israele si muoveva da fuori l'Egitto per andare nella terra promessa, l'arca era il simbolo della potenza di Dio, anzi era, diciamo, l'elemento che sprigionava la potenza di Dio.
Infatti se voi andate a leggere in Giosuè, al capitolo 3, ora ve lo dico così, poi lo leggete a casa, c'è un passaggio molto importante. Mosè è morto, Giosuè deve prendere diciamo, le redini di tutto il popolo, deve diventare il capo, perciò Dio disse: Giosuè, domani ti renderò grande davanti al popolo, cioè fai questo, 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 e domani prenderai l'arca, i sacerdoti prenderanno l'arca sulle spalle, andrete incontro al Giordano, il fiume Giordano, perché oltrepassando il Giordano sarebbero entrati nella terra promessa. E io ti renderò grande davanti a Israele, per dare segno a Israele che tu sei il successore di Mosè. E così è successo. Il giorno dopo Giosuè dette disposizione ai sacerdoti, i sacerdoti presero l'arca, si avviarono verso il fiume Giordano, e in quel periodo il fiume Giordano era strapieno, era in piena, è scritto in Giosuè capitolo 3, lo potete leggere, e quando i sacerdoti misero il piede nel fiume, il fiume si ritirò. La parte di sopra si ritirò di 20 km circa, fino ad arrivare alla città di Adam, ma questo è un simbolismo molto importante. E l'altra parte scese giù verso il Mar Morto, perché il fiume Giordano finiva nel Mar Morto. E quello era un simbolismo, il fiume Giordano era un simbolismo di morte, perché la città di Adamo, attraverso Adamo è entrato il peccato, è entrata la morte. E il fiume Giordano portava le sue acque di morte fino al Mar Morto, un fiume che andava a buttarsi in un mare che distruggeva tutta la vita che entrava attraverso il fiume. Perciò quello era un simbolismo della morte, ma attraverso quest'arca Dio stabilisce che un giorno questo fiume della morte sarà spezzato e il popolo di Israele potrà passare, la nuova Chiesa potrà passare attraverso il regno della morte per andare nella terra promessa. E questo è un simbolismo bellissimo del ministero di Cristo, dove Lui si è fatto un uomo e nella sua umanità, perfetta umanità, ha affrontato tutte le tematiche, le realtà del peccato, distruggendole sulla croce, annullando il comandamento, annullando la condanna, e ci ha fatto grazia a noi, a tutti coloro che ci crediamo a Lui, che hanno preso diciamo nella propria vita la vita di Cristo, ci ha fatto a noi un'eredità veramente incredibile di essere sempre con Lui già da ora fino all'eternità. Perciò l'arca rappresentava la persona di Cristo e l'arca era la realtà della potenza di Cristo. Questa è l'introduzione. Ora andiamo sul messaggio. Prima Samuele, capitolo 4. Vi leggerò un resoconto, poi dopo lo leggerete. Nel Vecchio Testamento ci sono dei momenti in cui si vede l'ironia di Dio. Chi crede che Dio sia sempre col viso e con le sopracciglia, le ciglia arrabbiate, sbaglia. Dio ha delle sfumature di puro ironismo, cioè è divertente per certi versi. E questo capitolo ne dà una certa dimostrazione. E dice la parola, e dice che la parola di Samuele, il profeta, era rivolta a tutto Israele. Israele uscì contro i Filistei per dare battaglia. Sapete che Israele e i Filistei erano sempre in battaglia. E si accampò presso Eben-Ezer e i Filistei erano accampati presso Afec. I Filistei si schierarono in battaglia di fronte a Israele e il combattimento divampò e Israele fu sconfitto dai Filistei. Ricordate, Israele fu sconfitto dai Filistei, che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 uomini, un numero non da poco. E quando il popolo fu tornato dall'accampamento, gli anziani di Israele dissero: ma perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai Filistei? Ma come sto facendo? Dice, noi siamo il popolo di Dio, ma com'è possibile? 4.000 uomini. Allora facciamo così, andiamo a Silo a prendere l'arca del patto, l'arca dell'alleanza del Signore, perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. E il popolo quindi mandò gente a Silo e di là fu portata l'arca del patto del Signore degli eserciti, il quale sta fra i cherubini, e i 2 figli di Eli. Non dimenticate questo nome, Eli, è un sacerdote
che ha vissuto in quel tempo lì, che si chiamavano Ofni e Fineas, erano là con l'arca del patto di Dio. E quando l'arca del patto del Signore entrò nell'accampamento, tutto Israele alzò grida di gioia, sì che ne rimbombò tutta la terra. Erano felici, contenti, sicuri che la vittoria sarebbe arrivata, perché abbiamo l'arca, abbiamo la potenza di Dio nelle nostre mani, possiamo fare quello che dobbiamo fare. Mica tanto gloria a Dio. Ora ve lo dico perché. E i Filistei, all'udire quelle alte gride, dissero: che significato hanno queste grandi grida dell'accampamento degli ebrei? E seppero che l'arca del Signore era arrivata nell'accampamento. Allora Filistei dice, e ebbero paura i Filistei. Mamma mia, dice. Perché dicevano, Dio è venuto nell'accampamento. Anche i Filistei pensavano che nell'arca c'era la presenza di Dio, nell'arca c'era la potenza di Dio. Perciò dicevano, come possiamo combattere contro Dio? Fin tanto che l'arca era laggiù, era laggiù. Ora che qua è qua, la potenza di Dio era laggiù e qui non era qua. Ora è qua, non è là. È un approccio molto, 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 molto sbagliato. Ed esclamarono, guai a noi, poiché non era così nei giorni passati. Guai a noi, chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Di questi dei potenti, non di questo Dio potente. Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani, falso. Questo fu Dio che colpì gli egiziani. L'unica divinità che c'è in Dio è la divinità trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo, non ci sono altri dei. Ma anche loro erano in confusione. Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani d'ogni sorta di flagelli nel deserto. Siate forti, Filistei, e comportatevi da uomini affinché non diventiate schiavi degli ebrei, come essi sono stati schiavi vostri. Comportatevi da uomini e combattete. I Filistei dunque combatterono e Israele fu sconfitto. E ciascuno fuggì verso la propria tenda. La disfatta fu enorme e caddero fra gli israeliti 30.000 fanti, non uno, non due, non 7.000, 30.000 fanti. E l'arca di Dio fu presa dai Filistei e i due figli del sacerdote, sommo sacerdote Eli, Ofni e Fineas morirono. Il resto della storia poi ve la racconto dopo. Partono in un modo, pensano di sconfiggere i Filistei la prima volta e furono sconfitti. Tornano nell'accampamento, come mai, si fanno le loro congetture. Non si rivolgono mai al profeta Samuele, non si rivolgono mai alla parola di Dio, non si rivolgono mai ai tempi passati, ai ricordi di ciò come Dio ha operato. Fanno le loro congetture, ma come mai, come mai? Non avevamo l'arca, prendiamo l'arca, la portiamo, la potenza di Dio è nell'arca e sconfiggeremo i Filistei. Cosa c'è più semplice di questo? Io voglio mettere 4 punti in questo messaggio. Il primo punto: Dio non si farà mai usare. Dio non si farà mai usare da nessuno. Mai. Questi israeliti dicevano: Dio, manifesta la tua gloria per difendere la tua gloria, il tuo nome. Ma Dio gli ha dato una sonora sconfitta per difendere la propria gloria. Perché quando una persona, delle persone, molte persone, si intendono di usare Dio per i propri scopi personali, nazionali, andranno sempre di male in peggio. E le nazioni che oggi si danno battaglia proprio perché ogni nazione pensa che ha il suo Dio che lo proteggerà, in primis Israele. Ma ciò non sarà così. Perché Dio lascerà una sonora sconfitta a coloro che pensano di usare Dio per il proprio scopo.
Nel Vecchio Testamento i comandamenti diceva che non usare il nome di Dio in vano. Figuriamoci usarlo. Quante volte noi usiamo, dico in generale, nessuno si deve sentirsi coinvolto in quello che dico, ma è una cosa in generale, e prima a voi che a voi la predico a me. Quante volte usiamo il nome di Dio per i nostri scopi o in vano? Ma non secondo la tua volontà. Molte volte preghiamo, eleviamo delle preghiere, il Signore fa, se mi fai questo ti prometto che farò questo, se intervieni in questo, Signore, no, secondo me è un approccio molto 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 sbagliato, molto umano, molto carnale, che non risponde a quelli che sono i requisiti e le richieste di Dio, che dia amore principalmente. Non è a caso che Dio ha fatto ad Israele 2 deportazioni. Israele come popolo eletto, perché Israele ancora oggi ha questo suo nucleo interno, no, di orgoglio religioso, in cui dice che loro sono il popolo di Dio. E nella mente di Dio sicuramente come nazione c'è questa realtà qui, perché Dio ha chiamato Abramo, e da Abramo ha fatto uscire dei patriarchi, e dei patriarchi hanno costituito una nazione che è Israele, e Dio ha stabilito che Israele non sarà mai distrutta come nazione, ma non avrà mai il suo appoggio in quello che loro faranno secondo la loro carnalità, così come in tutte le nazioni. Israele passa 2 deportazioni e sono deportazioni abbastanza toste, dure, perché pensavano di usare Dio secondo le loro voglie, desideri e aspettative. Chi abbia letto un minimo di Vecchio Testamento si renderà conto che ci sono dei momenti in cui chi legge dice, ma deve dire per forza, ma com'è possibile che si siano comportati in questo modo? Ma com'è possibile che Israele abbia commesso... Dio gli ha mandato profeti, gli ha mandato persone, diciamo, rette, sane interiormente, a predicare, diciamo, un messaggio, gli ha dato comandamenti, gli ha dato il suo appoggio, gli ha dato la sua difesa, gli ha messo la gloria. Insomma, gli angeli sono apparsi a Israele, non mi risulta che gli angeli sono apparsi in qualche altra nazione, sono apparsi tutto in Israele. E come può essere che Israele si sia comportato così? Eppure è successo. Perché l'orgoglio, la vanità e la crudeltà umana non ha limiti. Chiunque esso sia. Gesù disse, il cuore dell'uomo è estremamente maligno. Vi rendete conto cos'è questa affermazione quando Gesù disse ai suoi contemporanei, il cuore dell'uomo è estremamente... Chiunque tu sia. Se è un credente, il tuo cuore è estremamente maligno, anche se sei credente. Perché noi siamo fatti di natura adamica, natura umana, è una natura che ha a che fare con il diavolo. Perché Adamo, quando peccò, prese in sé la natura del diavolo. Ed ecco perché Dio non vuole niente a che fare con coloro che non sono nati di nuovo, perché hanno in sé una natura adamica, peccaminosa, una natura che porterà sempre ad un disfacimento graduale di ciò che è dentro. Ecco perché Gesù disse a Nicodemo, che era un religioso, era un uomo potente, un uomo insignito di gloria, insignito di onore, gli disse devi nascere di nuovo, non importa quello che sei, non importa qual è il tuo stato sociale, non importa quello che fai, devi nascere di nuovo se vuoi vedere il regno di Dio, addirittura se vuoi entrare nel regno di Dio. Molte persone prendono molto alla leggera, ma io amo Dio, a me piacciono le cose di Dio, ma ti devi convertire. Devi pentirti del tuo stato, del tuo peccato, riconoscere i tuoi peccati davanti a Dio, confessarli, abbandonarli e iniziare un nuovo cammino di vita con Gesù Cristo, con gli insegnamenti che Lui ci ha lasciato, con lo Spirito Santo che interiormente ti dà la forza e la capacità di capire le cose che Dio ha stabilito in te. No! Una volta questo era così, ma mica ora. E ora ci sono tante cose.
Basta essere buoni, basta non odiare nessuno. Sì, come no, certo. Basta non fare del male a nessuno, sì, come no. Ma ricorda che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno e da esso escono, e Gesù continuò, omicidi, adulteri, malvagità e tutto quello che poi c'è descritto in questo capitolo dell'Evangelo. Molte persone oggi vogliono usare il nome di Dio per giustificare la propria vita, per giustificare le proprie azioni, per giustificare il proprio status, per giustificare di essere un popolo eletto di Dio. Ma Dio non fa sconti a nessuno, perché ha sacrificato suo figlio una volta per tutte e davanti a suo figlio non potrà mai dire, per la sua giustizia, per il suo amore, Gesù, guarda, tu sei morto per tutti i peccati, ma il peccato di quel signore lì non posso applicare alla croce, l'ignorante. No, no. Ogni peccato dovrà essere o confessato o condannato all'inferno. Non c'è una via di mezzo. Dio non potrà mai dire davanti a Gesù, sì, questo non ti ha mai sentito, non ha mai avuto la voglia di sapere così Dio, perciò il tuo sacrificio è reso inutile per lui. Mai sarà così. Ogni peccato sarà condannato. E non pensate che anche gli aborigeni, anche le persone che vivono nella più profonda giungla non arriveranno mai a ascoltare il Vangelo. Lo hanno questa opportunità. Non lo sappiamo come, ma Dio opererà in loro affinché la loro coscienza possa essere risvegliata e possano arrivare a conoscere le cose di Dio. Ma quando uno rifiuta, oppure usa questa cosa per un discorso personale, non c'è. Vediamo qua che c'è una sonora sconfitta che gli israeliti presero perché volevano usare Dio secondo la loro. Ma poi c'è un altro aspetto che voglio considerare, 2 o 3 punti. Vi dico il seguito della storia. I Filistei sconfissero gli israeliti, presero l'arca, la presero loro, i Filistei, e la portarono nel loro paese, pensando di avere, abbiamo noi la potenza di Dio ora, non c'erano più israeliti. La presero e dove la misero? La misero dentro il tempio del dio Dagron, o Daron, qualcosa del genere. La posero là. Ora abbiamo noi la potenza di Dio. Siamo forti, abbiamo sconfitto Israele, Dio è con noi, E rimasero lì. Il giorno dopo, di mattina, questi filistei entrarono, aprirono le porte del tempio e videro la statua del dio Dagro per terra, faccia in giù, davanti all'arca. E dissero, ma com'è possibile? Che è successo? E qui vedo l'ironia di Dio. Ma sarà stato un colpo di vento, si giustificarono. Qual è colpo di vento? Il tempio è chiuso, che colpo di vento? Le ripresero, rimisero in alto, la rialzarono, chiusero il tempio e andarono via. E il giorno dopo la mattina ritornarono lì un'altra volta. È scritto in questo capitolo di Prima Samuele, capitolo 4 e 5, leggetela, che è una storia interessante. Tornarono lì e ritrovarono la statua del dio Dagro per terra, faccia in giù, però avevano questa statua le braccia mozzate. E si misero paura. Dissero, ma com'è successo? Come è potuto succedere? Vuol dire che Dio non è che noi. Ma non solo questo. Dio cosa fa? Non solo gli fa vedere che ciò che loro hanno nel loro tempo, in quello che essi sono, non è gradito a Lui, non è accettevole a Lui, ma per castigarli per quello che hanno fatto, perché il giudizio di Dio va sempre secondo giustizia. Non va mai per ira, non va mai per vedute personali, ma va secondo giustizia. Quando Dio giudicherà le persone un giorno, che ci sarà il giudizio universale, non andrà mai secondo simpatie o posizione sociale, ma secondo sempre la giustizia di Dio. E io credo che la giustizia di Dio è la più perfetta che ci possa essere. Qualsiasi cosa egli decida è perfetto. E come giudizio a questo popolo di Filistei che avevano fatto quello che avevano fatto, cosa manda? Manda una malattia. Manda le emorroidi. Leggete, non invento. Le emorroidi dure, E il popolo cominciò a soffrire, i filistei, insomma, che ci combina qua il Dio del cielo?
E non solo le emorroidi, ma mandano anche i topi, che essere spregevoli. Aspetta, i topi sono bestie pericolosissime, molto pericolose, perché dai topi vengono tutte le forme di malattie, di infezioni. Quando ci fu la peste nel Medioevo, fu a causa dei topi, e morirono milioni di persone. Perciò Dio manda a questi filistei questo giudizio. Che i filistei dicono no, basta, prendiamo l'arca, portiamola via, ve la fo breve, e rimandiamola in Israele. Riportiamola lì affinché si placa l'ira di questi dei, di questo Dio. E così fecero. Secondo punto che voglio affermare, che Dio non si farà mai catturare dalla realtà umana. Vi ricordate Gesù quando pronunciò le belle parole nel Monte della Beatitudine? Poi il popolo che era sotto disse, ma questo qui è un uomo importante, facciamolo re. E si mossero per farlo re, per andare a prenderlo e farlo re. E Gesù invece si sganciò da loro e andò in un posto tutto deserto per pregare, e pregò. Questi uomini filistei credevano di aver catturato Dio attraverso l'arca, ma Dio non si fa mai catturare da nessuno. Dio è disposto a entrare nel cuore delle persone umili, è disposto a manifestarsi in tutta la sua grazia, potenza, onnipotenza nei cuori, nell'anima, che vogliono veramente cercare la presenza di Dio e avere comunione con Dio e non usare la potenza di Dio per i propri scopi personali. Allora, l'arca arriva a Gerusalemme. Grazie. Il tuo premio non ti sarà tolto. Un bicchiere d'acqua, è vero. L'arca arriva attraverso dei buoi su un carro in Israele. I filistei la lasciano andare, la seguono fino a un certo punto, poi la lasciano andare. E quando gli israeliti ricevono l'arca un'altra volta, sono contenti, sono felici, vogliono veramente festeggiare, incominciare a fare forme veramente di festeggiamenti nazionali, perché abbiamo ricevuto l'arca, Dio è ritornato nel nostro ambito e qualcun altro. Il fatto che l'arca rimane lì per 20 anni, e per 20 anni Israele non avrà la capacità, la volontà di rimettere l'arca al suo posto, di usarla come Dio aveva detto di usarla. La lasciano per 20 anni in questo posto. Se leggete in questo capitolo 4-5 di Prima Samuele, noterete. Dopo 20 anni un certo re Davide, gli viene in cuore di portare l'arca in Gerusalemme. Ricordatevi che io parlo dell'arca, ma qui si parla di Gesù. Si parla della persona di Gesù che viene simboleggiata in questo evento del Vecchio Testamento, ma manifestato nel Nuovo. Anche nel Nuovo Testamento Gesù è stato pressato, toccato, è stato ignorato per tanti anni lungo il suo ministero. Nessuno dei capi sacerdoti, dei capi religiosi lo ha mai accettato. Addirittura non pronunciavano neanche il suo nome. Costui, egli, lui, ma mai dicevano Gesù. Gesù è solamente un nome che viene proclamato dalla folla. E questo Davide re e dice no, andiamo a prendere l'arca e la portiamo a Gerusalemme affinché la mettiamo nel tempio, nel tabernacolo dove è il suo posto e possiamo ricevere la presenza di Dio un'altra volta. E così fece, ma fece un errore. Si preparò, si vestì, tutto bene, mandò avanti l'esercito dei cantori, dei musicisti, e poi presero un carro presero con 2 buoi che allattavano, misero l'arca sopra sto carro e cominciarono a camminare verso Gerusalemme, e questi cantori davanti all'arca cantavano, danzavano, ballavano, festeggiavano, no?
Fecero diversi chilometri fino ad arrivare a Gerusalemme. A un certo punto, leggete, no? A un certo punto i buoi entrano in un percorso in cui l'arca incomincia diciamo, andare verso un lato, no? Sta per cadere, sembrerebbe. Allora un uomo di nome Uzza, pensando che l'arca sarebbe caduta, arriva lì e la tocca per mantenerla. La sapete la storia, sì? Arriva un fulmine, zac, e uccide Uzza. E io dico che la scrittura mi dà autorità in questo, che Dio fulminò Uzza. Non fu un fulmine accessoriero così. Perché Israele, Davide rimase sbigottito, cioè no, cominciarono ad avere paura. Cioè il fatto di avere per le mani Dio, di usarlo come uno crede di usarlo, di volerlo usare secondo le sue voglie, volontà, capacità. E nel momento in cui Dio pone un fermo ti metti paura, ma allora con questo Dio hai paura o non hai paura? Hai fede o non hai fede? Hai il suo amore, hai il tuo amore? Cioè che rapporto c'è con questo Dio sconosciuto? È strano. Israele ha tutte le cose per poter dire amiamo Dio, osserviamo i suoi comandamenti, Dio è il nostro cammino, il nostro giudice, il nostro liberatore, il nostro protettore, e poi hanno paura di tutto. Perché? Perché la loro vita e i loro fatti non erano conformi a ciò che Dio aveva chiesto su Israele. Allora Davide prende l'arca, la lascia lì in un posto, a casa di un certo tizio, la lascia lì per qualche mese, perché ha paura. Ha paura di portare l'arca a Israele, perché in Gerusalemme, perché dice qui si scatena qualche altra cosa. E Dio benedisse l'uomo di quella casa che aveva ricevuto l'arca, senza paura. Chi crede in Dio non deve avere paura di nulla. Chi crede in Dio non deve avere timore di nulla. Se veramente crede in Dio, se veramente credi nel Dio che è morto per te in Cristo, che ti ha salvato e ti ha perdonato i tuoi peccati, che non li ricorda più, come abbiamo letto nel Salmo stamattina 103, egli non si ricorda, allontana i nostri peccati come il levante dal ponente, dall'occidente. Non si incontreranno mai, Dio si dimentica dei tuoi peccati, nel senso che non ha una forma di amnesia, ma proprio decide di non avere più nulla a che fare con i peccati commessi nel passato, li cancella, li annulla a tutti gli effetti. E allora Davide, e qui finisco, si accorge di aver commesso un errore. Davide stava giocando con le cose sacre. Quante persone oggi giocano con le cose sacre? Pensando che si fanno le barzellette, si fanno discorsi molte volte fuori luogo sulle cose di Dio, sulle cose sante. E qui Davide si accorse che aveva fatto qualcosa di veramente bestiale. Dio aveva dato disposizione. E qui si torna a noi. Molte volte noi come vita abbiamo una vita già difficile per sé, ma poi alle volte noi ce la rendiamo più difficile ancora di più. Perché quando chiediamo a Dio perché mi è successo questo? Perché vuol dire che te non stai credendo in Dio. Non puoi dire sempre su quello che ti succede perché mi è successo. È successo, gloria a Dio, che dici? Si va avanti. Si va avanti. Ma Davide qui si accorse che quello che era successo per una sua disubbidienza e per aver maneggiato le cose di Dio con molta carnalità e superficialità. Ed è questo che molte volte i credenti non vogliono mai confessare. Perché il Signore ci dice questo? Di piuttosto che peccato hai commesso affinché ti è successo questo? Perché mi fa male il fegato? Quanto whisky hai bevuto? Signore, come mai ho questa vita un po' disordinata? Perché tu vuoi avere una vita disordinata. Non ti attieni a quello che io ti ho stabilito verso di te. Io ho stabilito per te benedizione, ho stabilito per te vita sicura, ho stabilito per te sofferenze, perché Dio ha stabilito anche le sofferenze. Non pensate di avere una vita rose e fiori senza sofferenze chi dice di seguire Cristo, perché si illude.
Io nel mio piccolo, posso dire, ho avuto tante sofferenze, ma le ho sempre affrontate secondo quello che Dio mi ha messo sempre in cuore. È successo, ho sbagliato, dopo ho sbagliato. La prima cosa che dico, dopo ho sbagliato io, non dopo hanno sbagliato gli altri. E qui Davide si ricorda di aver sbagliato, perché Dio dette delle indicazioni precise sull'arca. L'arca doveva essere trasportata non su un carro, non da dei buoi, ma dai sacerdoti, con delle aste di legno d'acacia messe ai lati dell'arca. C'erano 2 anelli, 4 anelli che la reggevano, e i sacerdoti a spalla dovevano portare l'arca. Questo era quello che aveva stabilito Dio. Le mie cose le porterete secondo quello che è la mia volontà, non secondo quello che è il vostro desiderio. E Davide aveva sbagliato, aveva messo l'arca sul carro, aveva messo dei buoi che lattavano e le aveva fatte andare davanti ai festeggiatori, coloro che avevano i tamburelli, che cantavano. E molte volte le chiese hanno tante forme di manifestazione di gioia, ma molte volte l'arca non è nel cuore. L'arca rappresenta Cristo, l'abbiamo messo su un carro, e molte volte su un carro funebre. Ma qui Davide ha la capacità di ricordarsi, di pentirsi, e allora ritorna a prendere l'arca nel modo in cui Dio aveva stabilito. E lì Davide entra nella sfera in cui sarà il grande re, il grande liberatore, il grande pastore, il grande uomo che Dio aveva stabilito secondo il suo cuore. Poi farà quello che farà, ma da quel momento lì Davide diventa il vero Davide. Così il messaggio per noi questa mattina è: attieniti alle cose di Dio, non andare secondo le tue sensazioni, cerca sempre la risposta sulla parola di Dio, e prima di cercare la risposta cerca la presenza di Dio attraverso la parola di Dio. Non andare a cercare la risposta della parola di Dio dopo che è successo un evento. Anticipa. Abbi comunione con Dio attraverso la parola, ringrazia lo Spirito Santo che ti rivela ogni cosa, e vai avanti, e vai avanti. Poi quello che succederà, succederà. Allora vedrai la presenza di Dio, sentirai la sua presenza e udrai anche la sua parola, perché molte volte noi leggiamo la parola ma non udiamo la voce di Dio, perché leggiamo secondo un modello nostro un po' abitudinario, leggiamo così tanto per leggere. No, l'Apostolo Paolo disse a quelli che scrisse delle lettere, dice: noi ringraziamo Dio che voi avete ricevuto la parola che vi abbiamo comunicato non come parola ma come parola di Dio. E molte volte nelle chiese oggi manca proprio questo concetto: ricevere la parola della scrittura come parola di Dio. Noi la riceviamo come se fosse una cosa di tramando, e qui nasce la fede di seconda mano. Leggiamo e poi udiamo le testimonianze di altri e pensiamo che Dio possa intervenire in noi, nella nostra vita, come è intervenuto nella vita di quello lì, che ci creiamo una fede di seconda mano, un Dio di seconda scelta. Che sia mai questo qui? Che il nostro spirito possa ricondurci nell'azione dello Spirito Santo, affinché possiamo apprendere che la parola di Dio è parola di Dio nella nostra vita. Dio ce l'ha regalata, Dio ce l'ha concessa, e Dio è pronto a intervenire nelle nostre vite in base a quella che è la sua volontà. E la sua volontà è una sola. Molti dicono: io voglio sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita, pensando di avere una certa volontà espressa nei loro desideri. No. La volontà di Dio è che tutti noi, tutti coloro che sono arrivati alla conoscenza di Cristo, di essere conformi alla sua immagine. Questa è l'unica volontà che Dio ha espresso per tutti coloro che credono, tutte le chiese. Non c'è un'altra volontà. La volontà di Dio è che tutta la Chiesa possa arrivare alla perfetta statura di Cristo, conforme alla sua immagine. E ovviamente nessuno sarà perfetto, ma è un cammino, è un percorso, è una corsa affinché possiamo ricevere questa presenza spirituale e che il nostro spirito possa crescere in statura e in sapienza davanti a Dio e davanti agli uomini. Amen. Vogliamo pregare?
Signore, ti ringrazio per questi momenti che ci ha dato di leggere e condividere la tua parola. Io credo che lo Spirito Santo stia cominciando a fare un'azione particolare nei cuori di coloro che hanno ascoltato, e ti prego e ti ringrazio per la tua azione, per il tuo intervento. Ti ringrazio perché tu ci doni sempre questa parola che si apre a noi in maniera spettacolare, magnifica, e che ci fai comprendere la tua azione e ciò che tu vuoi da noi. Perciò in questo giorno ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire ancora, ti vogliamo innalzare nelle nostre vite e proclamandoti Re, non solo Signore Salvatore, ma anche Re della nostra vita, e ti chiediamo che tu prenda pieno controllo delle nostre vite e il nostro spirito, affinché possiamo crescere in statura e in sapienza davanti a te. Grazie Signore per questa opportunità, ed ora ti ringrazio anche per l'opportunità che ci dai di ricordare la Santa Cena. Ti chiedo di preparare i cuori affinché questo momento possa essere un momento di comunione, vera comunione con Gesù Cristo e con i fratelli e le sorelle della Chiesa. Nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Signore, siamo davanti a questi simboli questa mattina, simboli che ci ricordano un nuovo patto che tu hai stabilito per il tuo popolo, tutti coloro che avrebbero creduto in te. Ci ricorda il pane perché tu sei il pane della vita, il buon pane, il pane che dà alimento, che ci dà forza. Ci ricorda anche del vino. Il vino simboleggia un nuovo patto, ma simboleggia anche il tuo sangue che è sparso e versato sulla croce. E perciò questi due simboli insieme ci vogliamo ricordare gli uni agli altri, che simboleggiano la nostra unione con te e la nostra unione uno con l'altro. Perciò questa mattina ti ringraziamo perché ci dai l'opportunità di ministrare questi simboli, e ti prego a chiunque assuma, prego che il simbolo possa essere oggetto di tua benedizione, possa essere sanato in tutte le sue infermità. Nel nome di Gesù, che è benedetto. Potete partire. Morì per me, morì per me, Gesù, morì per me, risuscitò. Aspettiamo negli altri. Risuscitò. Gesù risuscitò. Ei vive in me. Ei vive in me. Gesù, Gesù. Ei vive in me.
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ed io vi dico che da ora in poi non lo berrò più di questo frutto della vite, fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso i monti degli Ulivi. Mangiamo tutti em nome de Jesus. Bebiamo tutti em nome de Jesus. Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento sublime de celebrarmos a ceia, Senhor, a Tua ceia, o Teu sacrifício, Senhor, por nós, pelo perdão dos nossos pecados, pelo Teu sangue, Senhor, que foi vertido no madeiro. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, obrigado pela Tua presença, pela Tua misericórdia, por Tua graça, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que possamos valorizar o Teu sacrifício, Senhor, pois o Senhor foi até o fim. Que o Senhor nos dê força nesta manhã de levarmos a nossa cruz até o fim dos nossos dias, Senhor, para que um dia estaremos contigo e viveremos para sempre contigo, Senhor, nas mansões celestiais. Pai, muito obrigado. Eu te peço renovo nesta manhã, Senhor, para todos nós. Muito obrigado. Te peço em nome de Jesus. Amém. Il diacono Maurizio raccoglie il calice. Grazie a tutti della presenza, alla famiglia che ci visita, grazie, Dio vi benedica, che possiate tornare, le porte saranno aperte. Il programma della settimana continua come di solito, con i digiuni, con lo studio biblico, con la preghiera delle donne. Venite a partecipare con noi durante questa settimana e non dimenticare, preghiamo per la conferenza missionaria, il culto di gratitudine. Amen. Signore, vogliamo ringraziarti per tutto quanto hai parlato con noi, per quello che hai fatto in mezzo a noi, perché so che hai ricevuto, Signore, quello che ti abbiamo offerto. Grazie, Signore, per questo momento che abbiamo avuto il privilegio di insieme ricordare il tuo sacrificio, Signore. Grazie per tutti quelli che ci vedono su YouTube. Grazie, Signore, per tutta questa settimana, per quella che verrà, che tu possa continuare con noi, Signore, che questa parola possa essere custodita nel nostro cuore, perché possiamo ricordare, Signore, di tutto quanto hai parlato con noi e non peccare contro di te. Signore, ti lodiamo per la vita del pastore Davide, missionaria Lia, di tutti quanti sono qui, e ti ringraziamo, Signore. Ti chiediamo anche per il culto di Scandici che sarà stasera, per i fratelli, che tu possa levare ogni cosa che viene per impedire, ogni blocco, ogni situazione, perché tutti noi possiamo essere lì lodando il tuo santo nome. Benedice i nostri fratelli che sono nelle basi missionarie a fare il culto, nel nome di Gesù sia anche con loro, Padre. Ti chiediamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Ci sarà il pranzo, chi può rimanere, rimanete. Pastore, la benedizione. Sì, Signore, in accordo con la tua parola che ci assicura la tua presenza, la tua benedizione in ogni cosa che noi facciamo e viviamo. In questo accordo della tua parola vogliamo ancora insieme
ricevere la tua benedizione attraverso la tua parola, che ci afferma che la grazia del nostro Signore e la comunione dello Spirito siano sempre con noi, per ora e sempre, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen.